Distanziati, come prevede la legge, rispettosi, con la mascherina calata sul volto. Un popolo silenzioso di 200 partite IVA del movimento Agiamo Adesso ha invaso pacificamente piazza Remitani a Padova. Non ce la fanno più dopo quasi 3 mesi di lockdown. Sono in piazza per sostenere tutte queste partite IVA e tutte le persone che hanno avuto delle grosse difficoltà in questo momento. Il lockdown non gli ha permesso ovviamente di lavorare e quindi non hanno potuto fatturare ma anche continuare le loro attività. Siamo in piazza oggi non tanto perché siamo colpiti da queste ristrettezze economiche, ma per solidarietà con tutte le altre categorie che sono state colpite e non hanno voce in questo momento. Tante promesse, ma di concreto assolutamente niente. Tra loro ci sono piccoli artigiani, c'è chi vive di musica, chi fa l'antiquario, ci sono molti agenti di viaggio con le valigie. Basta parole, serve concretezza. Questo governo ha reclutato 450 esperti, ma evidentemente nessuno di loro ha mai lavorato in vita sua e i provvedimenti che ha presi non li ha presi e i soldi non bisogna dirli, bisogna darli. Se non ci sarà iniezione di liquidità l'economia è già ferma. Abbiamo già in Veneto oltre 50.000 disoccupati in più e adesso, quando sarà il momento di scoprire le carte e del rientro di quelli che sono in cassa integrazione, sarà dura per tutti. E quindi è meglio darsi da fare subito. Servono interventi immediati, le partite IVA sono pronte allo sciopero fiscale. Credo che non ci sarà alternativa rispetto ad uno sciopero fiscale. Questo però creerà grandissimi problemi perché sono i 5 milioni di imprenditori in realtà che muovono l'Italia e se i 5 milioni di imprenditori sono ridotti a dover gestire se stessi e non dare più il foraggio alla nazione, tutto si andrà a bloccare, quindi questo sarà un grandissimo problema. Una prima azione sarebbe semplice, propone il sociologo Ivano Spanno, tornare al rispetto della Costituzione. Dobbiamo ripristinare, a mio avviso, per poter fare questa svolta necessaria, quello che sono i principi fondamentali che dovrebbero governare il nostro Paese. Io non posso non fare riferimento a una Costituzione che è tradita all'80%. Dobbiamo rimettere in piedi la nostra Costituzione e renderla attiva perché lì ci sono, a mio avviso, tutte le ipotesi per poter ricreare, no, la nostra realtà e il nostro sistema.